Le malghe della Valsorda. Camminerò ai piedi di uno dei versanti tra i più belli della selvaggia catena del Lago Rai per andare alla conquista di ben 3 malghe, di cui la Malga Conseria e Malga Valsorda prima sicuramente saranno obiettivi fattibili. Invece per Malga Valsorda seconda, quindi la terza malga di questa mia giornata, la tengo un attimo in riserva, perché essendo già una malga che si pone a 1900 metri di altitudine, già a 1600-1700 metri è già presente un grosso quantitativo di neve, per cui la tengo un attimino come possibile riserva. Ma andiamo un po' con ordine. Punto di partenza il ponte di Conseria per salire direttamente alla prima malga, che è Malga Conseria, ed è dove vi sto per portare con questo mio nuovo video. Ed è qui all'altezza del ponte della Conseria che ha inizio questa mia giornata, questa mia bellissima camminata a scoprire alcune delle malghe che stanno maggiormente in quota, ovviamente in questa stagione ancora chiuse, perché sicuramente troverò ancora neve, visto che la mia giornata si innalza a quote che vanno dai 1700-1800 metri all'incirca, anche 1900, vediamo un po' la situazione strada facendo. Ponte della Conseria, dicevo, per camminare un po' alla volta e avvicinarmi così a quella che è la catena, la base della catena del Lago Rai, che guarda proprio da questa parte territoriale della Valsugana. Un punto di riferimento per arrivare qua su è il rifugio El Cruccolo e il rifugio Carlettini, quindi non siamo molto lontani in linea d'aria dal Passo Manghen. Ed è un primo tratto che si snoda all'interno di questa strada forestale, all'interno di questi meravigliosi e silenziosi boschi, anche se il rumore, lo scroscio delle acque di questo bellissimo torrente che scende dai versanti maggiori è la perfetta colonna sonora per una mattina presto di primavera ancora bella fresca a queste quote. Siamo sui 1300-1400 metri di altitudine, quindi ancora ben freschino al mattino presto. E sperando di lasciarmi alle spalle quella neve che ho trovato lungo questo primo tratto di salita, neve e soprattutto ghiacciata, ma dovuta sicuramente a una posizione dove durante il giorno con molta difficoltà sicuramente ci penetra il sole, questo primo bivio. Lascio questa strada forestale, inizia la salita in direzione di Malga Conseria, adesso perdonatemi gli accenti, seguendo il sentiero L36, che viene denominato all'interno dei sentieri del Lago Rai il sentiero delle Aie. Quindi proseguo sulla sinistra, sperando che questa parte che guarda verso la Malga sia più durante il giorno verso il sole, quindi avere sicuramente e con la speranza meno problemi con la neve, perché questo primo tratto, essendo anche boschivo, l'ho trovato molto ma molto ghiacciato. Sentiero L36, il sentiero delle Aie. Aie!
Ancora un po' e poi arriva finalmente il sole, in linea d'aria, un centinaio di metri, quell'inconfondibile fascia luminosa che si staglia già tra questi boschi e tra questo meraviglioso silenzio. Oh yeah! E una delle particolarità che ho notato fino ad ora risalendo questi boschi sono questi ampi spazi completamente disboscati. Ovviamente si tratta di uno di quegli interventi intelligenti da parte dell'uomo dove viene praticamente tagliato giù tutto ciò che non serve, quindi la maggior parte alberi morti o ammalati, per dare così più spazio alla nuova vita vegetale che un po' alla volta sta crescendo all'interno di questi spazi e che sicuramente prenderanno con gli anni il posto di chi li ha preceduti nei decenni precedenti. E appena sono uscito allo scoperto all'interno di questa piccola insenatura mi sono trovato di fronte a una piccola comunità di caprioli. Erano un paio di adulti, forse tre, con 3-4 cuccioli. È quello che sono riuscito a conteggiare, visto poi la loro velocità nel risalire questo crinale di montagna. Erano qua sicuramente al sole, qui c'è anche un piccolo corso d'acqua che scende dalle quote superiori, quindi saranno sicuramente scesi anche per il sole stesso, ma soprattutto per abbeverarsi. È stata questione di 10 secondi, neanche il tempo di fare un conteggio generale di quante belle creature fossero presenti in questo punto, ed è giusto che la natura sia così, lontano da quelli che sono i nostri occhi indiscreti.
E dove si inizia a trovare questa, la classica cacca delle mucche, ovviamente della stagione dell'estate passata. Cosa significa? Significa che siamo finalmente in prossimità della nostra prima malga di oggi. E sono i poco più 1800 metri di malga con seria. La raggiungete circa su un'oretta e un quarto direttamente dal punto di partenza. E qui chiedo un'informazione ad alcuni escursionisti di passaggio qui alla malga in merito al giusto accento che denomina proprio questa bellissima malga. Non è Conseria, e qui chiedo scusa, ma è Conseria, malga Conseria a poco più di 1800 metri di altitudine. Chiedo venia. Ed ora lascio malga Conseria, il mio cammino prosegue in direzione della seconda malga e sto parlando di malga Valsorda prima, quindi riprendiamo il cammino tra questi ampi spazi per buona parte ancora ricoperti dalla neve e i boschi che mi aspettano leggermente più giù. E lasciata ufficialmente malga Conseria, entro ufficialmente lungo la Valsorda e per dirigermi nelle successive malghe, almeno per ora in direzione di malga Valsorda prima, ritorno nuovamente a seguire questa strada forestale interna, quindi quello che è stato il primo tratto di sentiero che mi ha portato proprio alla Conseria, adesso diviene nuovamente una strada forestale, per cui non c'è numerazione di sentiero, ci sono tabelle che danno ovviamente delle ottime indicazioni ed ora basta solo proseguire.
E appena esco da questi boschi, una vista meravigliosa che si apre lungo la Val Sorda, quei versanti maggiori, dove spuntano così in maniera proprio meravigliosa i primi versanti rocciosi della straordinaria, naturale e selvaggia catena del Lago Rai. Ma prima una piccola puntatina alla seconda malga di oggi che, come dicevo prima, porta il nome di Malga Val Sorda prima. Malga Val Sorda prima, comune di Pieve Tesino, siamo a 1863 metri di altitudine, una malga abbastanza malconcia, nel senso che non mi dà l'impressione che possa essere una malga durante la stagione estiva adibita anche a benvenuto a un'accoglienza turistica, ma credo che si tratti unicamente di una malga adibita ai pastori, agli alpeggi estivi, per cui un valido comunque motivo di visitarla sia durante questa prima parte di primavera e ovviamente anche durante la prossima estate, quando qui sicuramente, vedendo un po' anche l'attrezzatura sparsa un po' dappertutto, questi prati saranno sicuramente occupati dagli alpeggi di stagione. La trovo stranamente aperta. Questa è una struttura che viene adibita ovviamente alla lavorazione, oltre che essere una stalla, presumo anche alla lavorazione del latte, visto i macchinari moderni presenti, per cui non lo so, ho trovato la porta spalancata e occasione così magari per osservare, no? Per trovare alcuni spunti di quella che è un po' la vita degli alpeggi durante l'estate, quindi l'alpeggio, la cura degli animali e poi ovviamente la mungitura è quello che è anche poi la lavorazione del latte stesso. Molto bene, ed ora, dopo aver lasciato la Val Sorda prima, proseguo verso i versanti maggiori della Val Sorda, dell'intera Val Sorda,
In lontananza vedo già la Malga Valsorda seconda, che è praticamente il terzo obiettivo di giornata, quindi la mia terza malga di oggi, ai piedi di questa bellissima panoramica che guarda verso la catena del lago Rai. C'è un bel po' di neve adesso, vediamo un po' come la si mette. E devo per forza arrendermi, perché salire verso la terza malga c'è troppa neve, praticamente è impossibile per ora senza ciaspole, perché c'è tanta neve, la giornata è calda, sta mollando e quindi diventa maggiormente faticoso, no? E quindi la Valsorda seconda è ancora troppo lontana, almeno dal punto dove mi trovo io ora, è praticamente impossibile. Ho trovato altri due escursionisti che stavano salendo seguendo il mio stesso sentiero e purtroppo hanno dovuto fermarsi, tornare indietro perché c'è troppa neve. Ci sono certi tratti dove i cammini per 30-40 metri con la neve che ti arriva al ginocchio, per cui mi sta sfiancando parecchio. E niente, trovo adesso il mio punto ideale in quei pochi spazi liberi dalla neve che ho a disposizione. Ma il bello è che il versante che guarda ad ovest della valle è completamente pulito, qualche chiazza, poca roba. La mia forestale piena, boiaca, e quindi è tempo di mangiare qualcosa e stop! Ed ora non mi resta altro che rientrare nuovamente in direzione di Malga Valsorda prima. La malga però la tengo leggermente più a monte, a circa 10 minuti dalle mie spalle in questo momento, e io invece proseguo la forestale, quindi scendo direttamente alla base della Valsorda stessa e a chiudere quindi questo anello che purtroppo di 3 malghe per oggi me ne ha concesse unicamente 2. Ma vuoi mettere? E quindi Malga Conseria e Malga Valsorda prima, partendo direttamente dal ponte di Conseria e guardando alla malga omonima come il primo obiettivo di giornata. Purtroppo la Valsorda seconda è venuta a mancare, era difficile proseguire, era una fatica immane visto che la strada forestale ancora porta con sé, oggi che siamo il 12 di aprile, porta con sé ancora parecchia neve, ma soprattutto neve come si dice marcia, no? Un po' riscaldata da queste belle giornate di sole, quindi si sprofonda, bagnata, e quindi una situazione decisamente difficile
disponibile per il momento. Ovviamente questo anello diviene un anello perfetto, compresa la Val Sorda seconda durante la stagione estiva con i 3 alpeggi in piena vita, ma tenete in considerazione che l'intera valle non porta con sé, non racchiude a sé solamente questi 3 piccoli gioielli di malghe in alta quota, ma ce ne sono ben diverse che ovviamente con l'avvento della bella stagione, sentieri puliti e giornate meravigliose ovviamente offrono opportunità decisamente diverse. E l'intero anello, come avete potuto ben vedere, si snoda praticamente per un buon 70% su strada forestale, quindi a parte alcune eccezioni dal ponte di Conseria per arrivare alla malga omonima, dove inizialmente si segue un breve tratto di forestale per poi salire su di un normale sentiero, per il resto tutto si snoda su strada forestale, in questo caso strada bianca visto anche la neve presente, e quindi non sono presenti numerazioni di sentiero, sono presenti delle tabelle ovviamente che danno dei riferimenti specifici ed esatti, ma se no per il resto dovrete magari seguire unicamente la linea di demarcazione di questa bella forestale, che poi è la stessa che viene usata durante la stagione tarda primavera per portare gli animali ai pascoli in alta quota e quindi dare via a quella loro meravigliosa stagione che ormai manca poco, nemmeno un paio di mesi, e cominceremo un po' alla volta a vedere i primi alpeggi magari alle quote minori già presenti, e ovviamente con un habitat naturale non più reso secco dal gelo come si vede ora, ma sicuramente con quel verde rigoglioso e quelle bellissime fioriture che per gli animali ovviamente in alta quota sono il cibo migliore per quello che poi diviene anche il nostro cibo, tipo il latte e così via.